State per ascoltare il racconto di Marta Carlisano, studentessa della terza E linguistico, intitolato La rosa e la masca. Per scriverlo si è ispirata al racconto di Davide Laiolo, Le masche, contenuto nella raccolta I me. Era una verità universalmente accettata, che nessuna persona di buon senso e sana di mente sarebbe mai entrata nei boschi che ricoprono il territorio delle Langhe e del Monferrato senza accompagnatore o accompagnatrice. Proprio lì abitavano le masche, le quali avevano fatto di alti alberi dalle foglie verdi e di vigne ormai abbandonate la propria dimora. I pochi che avevano avuto il dispiacere di conoscerne una raccontavano di capelli bianchi e sottili come ragnatele e di visi rugosi consumati dalla lunga vita immortale. Parlavano di donne capricciose e vendicative che si divertivano a fare dispetti a chiunque le disturbasse. Era raro udire di masche dell'indole malvagia, ma rimanevano comunque imprevedibili e impulsive. Pareva, però, che la giovane Angelina mancasse sia di buon senso sia di qualche rotella in quella sua piccola testa. Ella amava camminare per il bosco di Vinchio, saltellare tra gli alberi e porre un cenno di saluto alle sue creature. Per lei non c'era profumo più piacevole di quello delle orchidee di febbraio, né suono più bello del ticchettio del becco di un picchio contro il legno. Proprio una mattina di primavera decise di passare per un nuovo percorso. Durante tutte le sue avventure nel bosco non aveva mai incontrato una masca, neanche una volta. Questo era inaccettabile e andava risolto. Per l'occasione si era abbigliata apposta. Indossava infatti un vecchio vestito nero rattoppato in diversi punti, che le stava stretto alle spalle e largo ai fianchi. Al collo portava invece un amuleto per scongiurare il malocchio. Angelina doveva ammettere che più percorreva la nuova strada, più si agitava. Fino a quel momento si era sempre incamminata per la stessa via, conosceva quest'ultima come conosceva il palmo della sua mano. Non poteva dire lo stesso per questo percorso sconosciuto, ai bordi dei quali l'erba cominciava a farsi alta e sul tronco degli alberi cresceva un folto muschio. Non sentiva più neanche il canto degli uccelli, il suono dei suoi passi era imminente, come una candela illuminata nel buio. Camminò senza sosta per quelle che sembravano ore. Era stanca, aveva male ai piedi e avrebbe lottato anche contro il leone di Nemea per un morso di pane. Non riusciva, però, a fermarsi. Il suo corpo si muoveva per sua volontà, doveva per forza raggiungere la meta, una meta che a lei non era data sapere. La strada del percorso si stava stringendo, l'erba alzando ancora più di prima e il tronco di alcuni alberi non era più visibile sotto il muschio. Voleva tornare indietro, voleva tornare a casa. La sorte non era più dalla sua parte, né poteva fermarsi, né poteva girarsi e tornare indietro. Si chiese se la sua situazione potesse peggiorare. Purtroppo era proprio così, l'atmosfera attorno a lei iniziò a farsi cupa. Le nuvole si fecero grigie, come se stesse per piovere, e oscurarono il sole. Il cielo perse il suo colore e divenne nero come la pece. Angelina non fu più in grado neanche di scorgere il tratto delle sue stesse mani. Fu presa dall'istinto e la paura la fece sua succube. I suoi piedi cominciarono a correre, corsero e ancora corsero. Le sue orecchie non sentivano più il suono delle sue scarpe contro il suolo. Era come se Angelina stesse camminando sul vuoto. Aiuto, voleva gridare, ma non aveva voce. Quando la disperazione stava per prenderla a sé, per sempre, qualcuno sembrò udire la sua preghiera. Un singolo raggio di luce illuminò il suo percorso. I suoi passi ritornano ad un ritmo placato, nonostante la confusione e il sospetto. Fu condotta ad una pianta, una rosa. Angelina rimase imbambolata ad ammirare la bella vista. Una rosa candida come la neve, dal fusto spinoso della quale si formavano due teste di petali. Si inginocchiò per osservarla meglio. Ogni malessere passato, ormai dimenticato. La sua mano si avvolse attorno al fusto e per sbaglio si punse il dito mignolo con una spina. Lo portò frettolosamente alle sue labbra, sporcando un petalo di rosso. Era troppo preoccupata a succhiarsi il sangue dalla ferita per accorgersi del nuovo arrivo. Non lo fu fino a che questa non si fermò davanti a lei, purché sollevasse la piccola testa. Una donna che non dimostrava più di una quarantina d'anni la stava guardando incuriosita. I capelli argentati le cadevano sulle spalle in onde e occhi azzurro come il ghiaccio non lasciavano il suo sguardo. Le sue labbra erano arricciate in un sorriso e il suo viso aveva un pallore disumano.
C'era qualcosa che, però, non andava. Attorno ai suoi occhi c'erano cerchi viola e i suoi movimenti erano stanchi come se le portassero sofferenza. È una bellezza, disse la donna, non è vero? La sua voce era lieve, come un fiato del vento. Angelina non aveva mai sentito una melodia come quella. Sì, le rispose. Mi piace molto il tuo tocco di colore. Accarezzò con gentilezza il petalo sporco di sangue e l'intera rosa divenne rossa. Stasera, al tramontare del sole, pianta la rosa nel prato della casa gialla vicino alla chiesa, quella che i tuoi compaesani dicono essere abitata da una masca. Angelina annui goffamente, non sapendo cosa dire. Aveva sentito storie a riguardo della signora della casa gialla, nessuna la metteva in buona luce, ma non aveva mai creduto alla voce che fosse una masca domestica. Finora tutte le anziane signore accusate di ciò erano state solamente donne scorbutiche, niente di più e niente di meno. La faccia della masca davanti a lei si allungò, peli rossi carota crebbero sopra la sua pelle e un naso umido apparve dov'era quello umano di prima. Una volpe portò una zampa al muso, come per dirle di tacere. Angelina chiuse gli occhi e quando li riaprì si ritrovò davanti all'entrata del bosco. Questa volta si limitò a tornare a casa, dove sua madre la sgridò per il ritardo. L'unico segno che la sua avventura era successa veramente era la rosa. Passò il resto della giornata come sempre. Pranzò con i suoi a tavola, salutò sua madre, che doveva sostituire qualcuno a lavoro. Si sbrigò a svolgere le sue faccende e a studiare per le interrogazioni di italiano. Avrebbe potuto dimenticarsi della rosa nella tasca del suo vestito, ma c'era sempre una domanda a tormentarla. Cosa sarebbe successo se non avesse eseguito i desideri di quella masca? Le era sembrata gentile, con quei suoi modi aggraziati e quel suo dolce sorriso. Rimaneva, però, una masca. Angelina si sentiva un po' meschina per pensare male di lei, solo per quel motivo. Ma come faceva a sapere cos'era vero e cos'era falso dei racconti in paese? Finora le masche erano sempre state dette essere vendicative e dubitava che potesse essere altrettanto per quella donna misteriosa. Allo stesso tempo, però, non poteva fidarsi ciecamente di storie. Succedeva spesso che si rivelassero essere frottole. Dopotutto era stata lei ad insistere di voler vederne una, per sapere se fosse vero ciò che è detto su di loro. Più si angosciava, più il tempo si stringeva. La sera era già arrivata e presto il sole sarebbe tramontato. Non sarebbe riuscita a svignarsela senza allarmare suo padre. Se era veramente convinta di andare, avrebbe dovuto escogitare un piano in quello stesso momento. Come se una lampadina si fosse appena illuminata sopra la sua testa. Un'idea venne in mente ad Angelina. Bastava fingere che avrebbe cenato e passato la notte a casa di Matilde. Sapeva che la sua amica le avrebbe guardato le spalle, non sarebbe rimasta delusa. Anche se per caso fossero state scoperte, almeno sarebbe stato per una buona causa. Angelina chiamò Matilde per informarla del piano. Come previsto, l'altra fu felice di aiutarla. Andò poi a chiedere a suo padre se poteva andare a casa di Matilde e fortunatamente il padre disse di essere d'accordo, purché fosse tornata la mattina dopo, entro mezzogiorno. Lui le chiese se avesse avuto bisogno di un passaggio, ma lei rifiutò, dicendo che sarebbe stata accompagnata a piedi dalla sua amica. Quest'ultima si ritrovava infatti davanti alla sua porta d'ingresso, senza fiato dopo aver corso per tutto il tragitto. Angelina salutò suo padre e le due ragazzine iniziarono ad incamminarsi mano nella mano verso la meta. Malgrado Angelina avesse già spiegato in parte la sua avventura nel bosco a Matilde, decise di raccontarle di nuovo ciò che le era successo, per filo e per segno. Non risparmiò un minimo dettaglio, parlandole di come l'ambiente fosse cambiato più volte, di come per un momento non poté vedere niente oltre che nero e di come si era sentita così spaventata. Matilde non smise mai di tenerle la mano mentre raccontava. Quando Angelina ebbe finito la sua storia, Matilde la fermò e avvolse le sue braccia attorno a lei in un abbraccio. «Ti credo», le sussurrò in un orecchio. Il resto del viaggio fu tranquillo. Anche se non mancava tanto al tramonto, mantennero un passo lento, poiché ormai, quasi arrivata alla casa della masca, il vero problema non risaliva al tempo, ma proprio a quest'ultima. Venendo da una famiglia di credenti, Angelina la domenica si era sempre recata in chiesa, fin da bambina. Quando andava ancora alle elementari, credeva con tutta se stessa che l'anziana signora della casa gialla fosse una spia, mandata dai suoi genitori per controllare chi si comportasse per bene.
La coglieva sempre a osservare lei ed altri dalla finestra. Il tempo passò e si rese conto che la signora semplicemente non voleva nessuno che la disturbasse. Rimaneva comunque un'abitudine abbastanza inquietante, secondo lei. Le due avevano deciso che Matilde si sarebbe nascosta dietro al muro destro della chiesa, a fare da guardia, mentre Angelina si sarebbe affrettata a piantare la rosa, appena la signora avrebbe tolto l'occhio dal vetro della finestra. Buona fortuna, si dissero entrambe, prima di mettersi in posizione. Era rischioso, sarebbero state scoperte al minimo errore. Si trattava di una masca domestica, dunque non di gran potere, però era meglio non sottovalutare i propri avversari. Purtroppo né Angelina né Matilde avevano idee più efficienti per evitare lo sguardo dell'anziana. Furono sorprese dal sapere che non si trovava alla finestra in quel momento. Probabilmente stava già cenando. Angelina si mosse con uno scatto quasi felino. Cercò di minimizzare il suono delle sue scarpe contro l'erba del prato. Si affrettò a prendere la paletta che si era portata con sé dal suo zaino e scavò fino a che non si formò una buca di forma ridotta. Sfortunatamente non si accorse del segnale mandatole da Matilde. Angelina sentì il cuore batterle nel petto, come non mai, alla vista della signora che stava correndo contro di lei con un cucchiaio di legno in mano. Sarebbe potuta scappare, ma perché farlo? Il tramonto era già cominciato. Tra pochi minuti il sole sarebbe scomparso e la luna avrebbe preso il suo posto in cielo. Non si spostò di un centimetro, neanche quando si trovò la masca davanti a lei. «Come osi, ragazzina?» la signora le chiese urlando. Angelina non si mosse. La faccia della masca divenne rossa di rabbia e la ragazzina sentì la stoffa del suo zaino sfilarsi per magia. Angelina fu ostinata ad ignorarla. Prese la rosa tra le sue mani e l'anziana afferrò il suo polso. «Dove hai preso questa rosa? Come fai ad averla?» Matilde corse verso di loro e la tirò per il braccio, dicendole di lasciare la sua amica. Ma la masca non lasciò la presa. Allora Angelina si girò per vederla in faccia. «Me l'ha data una signora nel bosco», spiegò. «Mi ha detto di piantarla qui». «Allora è stata lei a dartela», la signora disse. Questa volta non c'era ira nel suo tono. «Questo spiega tutto. Mi chiedo perché a te avrà mai dato un compito del genere. Forse ti ha visto un giorno nel bosco e ha pensato che saresti tornata. Potrebbe dirmi di che compito si tratta? Non credo di capire». La masca mollò la presa sul suo polso. «Sì, te lo spiegherò. Vedi, noi masche possiamo vivere in eterno, al contrario di voi semplici umani. Non tutte però sono in grado di scappare alla morte, anzi, in tante non possono neanche mantenere la loro giovinezza. Solo le masche più potenti, quelle che abitano nei boschi, possono veramente avere una vita immortale. Spesso decidono loro stesse di smettere di esistere, ma prima di farlo devono concedere i loro poteri ad un altro essere. La masca che hai incontrato abita in questa terra da ormai 300 anni. Lo so perché è stata sua sorella a regalarmi i miei poteri. La donna a cui devo tutto era malata. Non sarebbe morta, ma la sua vita era compromessa per sempre. Non sarei sorpresa se fosse lo stesso per la sorella, anche se non capisco perché mai voglia lasciare i suoi poteri ad una misera rosa. Ha chiesto di piantarla qui perché aveva bisogno della presenza di un'altra masca». Il cuore di Angelina si infranse alla rivelazione. Ora che sapeva il motivo per quello che stava facendo, non credeva di poter continuare. Sarebbe morta dopo? Come avrebbe potuto farlo? Aveva notato una gran sofferenza nella masca del bosco. Non poteva certo imporre i suoi principi morali alla donna, ma no, non ce la faceva. La masca però avrebbe continuato a soffrire e ancora a soffrire. Perché condannarla ad un destino così crudele? Cosa avrebbe potuto fare? Cos'era giusto? Le girava la testa e la vista le era offuscata dalle lacrime. Perché proprio lei aveva scelto la masca? Perché non un'altra? Soprattutto, aveva davvero una scelta? Se la masca era davvero sicura di quello che stava facendo, avrebbe chiesto a qualcun altro aiuto. Angelina si rese conto che era proprio così. Non aveva il diritto di scegliere per quella persona. Aveva già scelto così. Nessuno le stava dicendo che avrebbe dovuto fare lo stesso in un futuro possibile. Quindi, che senso avrebbe avuto vietarlo alla signora? Sentì una mano appoggiarsi sulla sua spalla e alzò il viso per vedere quello di Matilde. «Angelina, io ti difenderò anche se non pianti quella rosa.
ma sappi che avrai sbagliato. Non prolungare le sue sofferenze, ti prego». Angelina annuì e si asciugò le lacrime con la manica del suo vestito prima di rimettersi a lavoro. Prese la rosa tra le sue mani, la infilò nel buco e riempì il resto della voragine con la terra scavata prima. Non si sentiva meglio e dubitava che avrebbe dimenticato il dolore provato presto. Almeno sapeva che aveva fatto la scelta più giusta. Forse in un futuro non bisognerà porsi tali rimedi, ma bisogna ancora pensare al presente. Angelina e Matilde salutarono la signora della casa gialla e si avviarono per la casa dell'ultima, dove una sgridata attendeva entrambe. Più tardi, quella notte, all'ora in cui tutti in paese si trovavano nei loro letti, dal fusto della rosa crebbe una terza testa di petali rossi.